Bella raga, c'è tutto il commendatore veneziano. Allora riprendiamo. Allora mettiamo ok. Opponent Scales mettiamo 70. Ok. Ah, non posso. Ah, ok. 4. E 70. Buono. Proviamo. Dubai Autodrome. Dubai Cardrome. United Arab Emirates. Sentite la pronuncia inglese del commendatore. Ok, ok, mi hanno invitato qua. Bye bye. Vai. Starting green. Vai, 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 vai. Green, green, green. Vediamo col 70. Guardate Dubai, che bella. No! Ok, però... Merda! Però che qua mi sembra che ci sia un bel... Capisco. Non abbiamo superato lo stronzo. Se lotta con il primo, se lotta. Questo evento di Dubai mi supera il porco. Sandro Kupsik. Sandrino. E qua addirittura ho la radiolina, no! Carte così ragazzi, Carte, l'obiettivo è spaccare i culi a tutti. Dubai, Dubai. No! Mamma mia che sbaglio. Incredibile. Incredibile errore del talentissimo. Che errore del cume, cazzo. Questa è la difficoltà mia, eccola, l'ho trovata probabilmente. Forse. No! Mamma mia! Merda! Ma porca trota! Quanti errori, quanti errori! Sarà durissimo recuperare. Sesta posizione. Questo gioco non ti permette di fare neanche il minimo errore. Vai venezianone, colpisce il cuore. Colpisce il cuore. Dobbiamo sperare anche in errori dei miei avversari. Qui a Dubai. Merda! Niente da fare. Niente da fare. Ovviamente avrò anche qualche danno perché... Dai, porca trota. Come si inserisce e risupera il porco. E là c'è anche un incidente. Ho bisogno di un errore davanti, però il quinto posto mi sta un po' stretto. Ah, Dio mio. Mamma mia, che rischio. Guarda qua. Niente da fare, quinta posizione rimane.
c'è niente da fare. No! Vabbè, dai, quinto posto, quinto posto. Meglio di niente. The race is over. We got some great points from that. Well done. Well done, cagata. Ok. Buono, abbiamo preso 6 punticini. 6 punticini. Ok, race 2. Sella. Oddio. Green, green, green. Go, go, go. Uno è andato, ragazzi. Third place. Tutti aggressivi, tutti vogliono l'ambito premium, Dubai World Champions Card, fanculo. Tutti vogliono questo. Magic. Ecco. Brutto errore qua di veneziano. Siamo secondi. Ma il primo è già scappato via. Il primo è scappato via. Yellow flag. There's a crash nearby. Be careful. Ah, qua c'è ancora la macchina, penso così perché ancora non l'hanno sistemata sta cosa. Di togliere via. No, cazzo c'è? No, non c'è più forse. Non si capisce una minchia. Dai. Faccio... Non è che stiamo recuperando. Non è che su Sandrone è forte, ragazzi. Sandrone è un gran pilota. E grande Sandrone. Dai come don, dai come don. Dai, dai. Some traffic ahead. Try not to get held up as you cut through. Chissà se faranno anche la versione in italiano, cazzo, sarebbe stupendo. No! Mamma mia. E siamo primi, cazzo. First place, first place. Ok. Ah, sti carte, ragazzi, che durise. You lead by 1 second. Try and extend the gap. Siamo proprio dietro, ce l'abbiamo. That's your fastest lap in the race so far. È proprio una lotta pura, ragazzi. Okay, mate, you're coming up on some back markers now, and some of them might be twitchy. Keep it clean and get by without losing any time. Ho capito tutto, vecchio. Ho capito proprio tutto. Concentrazione massimale, raga, ho bisogno della massimale. Devo uscire già, non mi ricordo quella data, la devo guardare, cazzo. Ok, che mancano 2 giri. You're currently setting the fastest lap of the race. Keep it up.
Rischiamo di avere problemi meccanici. No! Dobbiamo mettere 80 dopo. Eccola là. Brutto errore di veneziano che torna secondo. Vedi. Dai che ha sbagliato. Porca trota. È arrivato anche l'altro. Final lap, siamo secondi. E abbiamo anche il terzo vicino. Abbiamo problemi. Forse qualche problema al car, no. Sbagliato, siamo tornati primi, dai. Dai che c'è lotta, dai che c'è lotta. You're leading by 1 second. Try and extend the gap if you can. E arriva winner! Yes! Vediamo se c'è stato un ritiro di quello là che è andato giù. Ah, vedi, in garage. In garage. Eh sì, quello si è ritirato. Ignazio Senao, ah, il famosissimo Senao, grande Sena. Ok. Ok, siamo al terzo posto a 21 punti, meno 4 da Sandrone, ok. Ai, ai, ai. Congratulations. Mi hanno invitato all'Asphalt Thunder in the upcoming Road British Track Challenger, ok. Bavini, allora calendario. Buono. Gara number 2. Teniamo 70. Vai. Ah, ma qua torniamo, non capisco perché. Qua si torna in Gran Bretagna. Vai, luci rosse, luci verdi. Guarda. E questa cos'è? Mamma mia. Cos'è la laguna secca inglese? È il primo in fuga, eh? Perché dobbiamo prenderlo? Dai, comandone! Primo giro completato. Ma perché è squalificato? Non abbiamo capito cos'è? Le strade non servono? Boh, questo non l'ho capito, ragazzi, spiegatemela, anzi, chiudo qua il video perché mi girano i coglioni, perché guarda, facciamo... Ma perché? Ma porca puttana, però.
Race 2? Facciamo la gara 2. Mi spiegate perché mi ha dato squalifica engine? Devo cambiare i setup del coso? Non lo so. Ragazzi, spiegatevelo voi perché io non ho capito. Facciamo questo e poi chiudiamo il video e... che voglio capire perché qua perdo gare così. Comunque ho preso il trofeo che devo stare con le ruote che per più di con le 4 ruote per più di un 0,9 secondi in aria. Oh, c'ho il motore, avevo il motore irregolare, mi ha capito io sta roba. Ci ho capito una cosa. Perché non mi dà ritiro, mi dà squalifica. Altro giro completito. No! Vado per campi. Slow car. Perché? Ci sto capendo una mazza. Slow car. Perché slow car? Rallenta la macchina, perché? Quindi qua stiamo dominando. Oh! Rolaccio clamoroso. E 14 secondi di vantaggio. A questo punto mi dà sempre slow car. Ok ragazzi, veramente spiegatemi il perché mi dà sta squalifica ogni tanto. Ed è la seconda volta. Tararara. Final lap. Perché andiamo a vincere la slow car, Finish. Winner. Poi a volte la radio c'è, a volte non c'è. Ok, continua. Vittoria.
Buono, siamo tornati primi. Buono ragazzi, dai, il prossimo video finiamo qua sto campionato. E niente, ho bisogno di capire veramente perché ho questi problemi con che mi dà ogni tanto che il motore di squali black flag for secondo round radio incident. Vabbè, qua c'è scritto che è uno squalificato non ho proprio sinceramente forse perché ho fatto un incidente. Se volete anche voi darmi un aiuto, perché purtroppo l'inglese non è neanche la mia lingua, io conosco solo il cumendiano pazzo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!